Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione giorno per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Chiaramente dopo la serata di festa, grazie alla vittoria della nazionale ai calci di rigore contro l'Inghilterra a Wembley nella finale dell'Europeo, ricordiamo che tra gli azzurri ci sono anche due nostri corregionali, campione d'Europa da ieri sera, e cioè Brian Cristante di Casarsa della Delizia e Alex Meret di Rivignano. Dunque anche un goccio di Friuli Venezia Giulia scorre in questa importante vittoria ottenuta ieri sera a Wembley contro i leoni inglesi, una volta chiamati maestri, oggi soltanto invidiosi. Ma apriamo subito con il primo servizio per quanto riguarda le operazioni ieri giornata di lavoro, per quanto riguarda il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Allora il punto della situazione. Per le squadre del soccorso alpino sulle montagne dell'Alto Friuli per recupero di escursionisti rimasti bloccati. Purtroppo c'è una vittima. È deceduto infatti Giovanni Cataino, l'uomo di Tolmezzo del 55, caduto sulla ferrata Horbest-Gressel a passo di Monte Croce Carnico. Cataino era medico di Tolmezzo, notissimo nel mondo dell'arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per il blog Calcarea, molto seguito dagli addetti ai lavori. Era conosciuto come arrampicatore anche fuori regione e ha fatto parte della stazione di Forni a Voltri del soccorso alpino e speleologico Squadra Tolmezzo dal 1989 al 2006. Sono state tratte in salvo le 3 escursioniste poco più che ventenni di Venezia che hanno chiesto aiuto dopo aver smarrito il sentiero 210 sopra Forcella Chiansavait a più di 2000 metri di quota. Hanno preso il temporale su una cresta rocciosa e non sapevano più né salire né scendere. 2 tecnici sbarcati sulla cresta sovrastante dall'elicottero della protezione civile hanno installato una corda fissa per raggiungere le disperse e per trasportarle in un consono punto di imbarco. Con un paio di rotazioni sono state poi riportate a valle a Forni di Sopra. L'intervento si è concluso verso le 15. Altro intervento per una caviglia slogata per una donna stolbizza di Resia, a cui ha preso parte anche i vigili del fuoco della stazione del soccorso alpino di Moggio e le squadre di terra a recuperare una dispersa sul monte Chiavals. Si è concluso il tutto verso le 18:30. Intervento invece della stazione di Moggio del soccorso alpino impegnata nel recupero di un escursionista rimasto incrodato a quasi 1800 metri nel gruppo del Chialvals Alpi Carniche Orientali. E adesso cambiamo argomento, restiamo in tema sportivo, come giustamente dopo la vittoria dell'Italia. Ricordiamo che ieri Anna van der Breggen ha vinto per la 4ª volta consecutiva il Giro d'Italia femminile, conclusione a Cormons sul circuito del Coglio. L'olandese ha controllato la corsa, era nel gruppo di testa e ha lasciato giustamente poi trionfare la propria compagna di squadra per quanto riguarda la tappa. Oggi abbiamo abbinato il Friuli Venezia Giulia al rosa del Giro ciclistico d'Italia femminile, un'occasione di visibilità e di richiamo verso il nostro territorio, ma anche di festa nel segno degli ideali sportivi e della ripartenza. Cormons e tutti i comuni del Coglio, una zona di eccellenza vocata alla viticoltura, si sono rivolti con il loro grande appeal dato dalle molteplici ricchezze e una platea di tifosi sia nazionali che internazionali, anche attraverso i media. Essi, assieme alle atlete e alla carovana rosa, hanno potuto conoscere le ricchezze di queste terre, già amate dai protagonisti del turismo lento e da degustatori e gourmet, grazie all'impegno di eccellenza di tanti produttori, ora messo a sistema dalla
lungimiranza degli amministratori locali. Queste sono le parole dell'assessore al turismo Bini, che ieri ha rappresentato la regione nell'ultima tappa, come detto, del Giro d'Italia Rosa, che si è concluso a Cormons. E adesso parliamo di Slovenia, perché sono molte cose importanti per quanto va detto, perché dal prossimo 15 luglio potranno entrare in Slovenia solo i soggetti vaccinati, guariti o sottoposti a tampone negativo. Sarà quindi consentito l'ingresso a chiunque presenti l'esito negativo, un tampone per SARS-CoV-2, effettuato nelle ultime 72 ore tramite il metodo PCR, oppure nelle ultime 48 ore tramite il metodo antigenico rapido. Verranno accertati anche certificati di guarigione da Covid non più vecchi di 6 mesi, il certificato di vaccinazione o il Green Pass europeo. Chi non dovesse soddisfare nessuna delle condizioni precedenti dovrà sottoporsi a una quarantena di 10 giorni. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa odierna, aggiornamenti chiaramente attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Per quanto riguarda il live, ci sentiamo nel primo pomeriggio. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.